Un'aggressione fulminea in pieno giorno in un parco. Una donna di 54 anni è stata arrestata dai carabinieri di Piombino Dese a Loreggia dopo aver accoltellato un 49enne romeno che era seduto in una panchina dell'area verde di Via De Gasperi. La donna, già nota alle forze dell'ordine, è ora accusata di tentato omicidio, minaccia aggravata, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Il 49enne accoltellato è stato aggredito mentre stava mangiando un panino. L'uomo, dopo essere stato ferito, ha cercato di mettersi in salvo dalla furia della 54enne scappando all'interno di un supermercato vicino. Sembra che i due si conoscessero da tempo. Ieri pomeriggio lei lo ha avvicinato al parco, ne è seguita una discussione furiosa per futili motivi. Poi all'improvviso la donna ha estratto l'arma bianca e, cogliendo di sorpresa il 49enne, lo ha minacciato di morte e accoltellato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 di Campo San Piero che hanno prestato le prime cure al ferito. La 54enne è stata bloccata e arrestata e si trova ora agli arresti domiciliari. Ritrovato e sequestrato anche il coltello usato per il tentato omicidio, un coltello da cucina in acciaio con una lama lunga 20 centimetri.